Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, un saluto da Ricky Buscaglia, dal Braglia. Benvenuti alla penultima giornata di campionato. Questa è Modena-Vicenza, incontro rovente per i biancorossi, mentre i giallo-blu già salvi si metteranno al lavoro per il capo cannoniere del torneo. Vincere oggi per sperare domani è ampio come la cruna di un ago, il passaggio in cui cerca di infilarsi il Vicenza per la salvezza. Fischia Paretto, si va. Moretti. Surraco, sfiora per Ardemagni, che apparecchia per Mazzarani. L'azione più bella del match, almeno fin qui, tiro di Mazzarani, palla alta. È partito il Modena con Surraco. Surraco lato corto basso per Ardemagni. Solo il palo nega il vantaggio al Modena. E poi attacca invece Surraco. Ardemagni, posizione regolare. Bremek. Cosa ha preso il portiere del Vicenza? Mustacchio. Giacomelli che si apre, Ciaramitaro che si butta dentro, servito Ciaramitaro che restituisce a Mustacchio che va con l'esterno. Giacomelli va direttamente in porta, non sfiora nemmeno Colombi che però un brivido lo prende. Movimento interno, Mustacchio 1 contro 1, scivola, parte ugualmente il cross e la vede all'ultimo Colombi. Giacomelli, secondo palo e Colombi salva il risultato sul colpo di testa di Milanovic. Poi Cinelli chiama palla a Giacomelli, servito, la posizione regolare, Giacomelli, dentro c'è Tiribocchi, Colombi! Di questa ripresa che comincia in questo momento. Tiribocchi. Si è già girato Giacomelli per il tir, stop, tiro e palla larga non di molto. Bussa il Vicenza al minuto 54. Mustacchio e stavolta il Vicenza passa, il Vicenza in vantaggio. Cross sul primo, Bremek che è scavalcato, c'è fallo però in attacco di Ardemagni. Piscitella rientra, saltato un avversario, Bremek salva il risultato. Mazzarani sul dischetto, libera di testa Brighenti. È buona la posizione di Ardemagni, Bremek è fuori dai pali, ma è fuori anche il pallonetto di Ardemagni. Gulan, il cross messo fuori da Brighenti, stop e tiro non male. Il Surraco ha intercettato però Bremek. E finisce qui, il Vicenza passa al Braglia 1-0 ed è ancora vivo. Si gioca la permanenza in Serie B-Win sabato prossimo, ospitando la Reggina. Se vince va ai play-out.